Ciao a tutti amici di A Tutto Golf da Enrico Trentin e Nicola Bisazza. Sono appena tornato, caro Nick, da qualche settimana dall'Open d'Italia femminile, dove ho accompagnato la nazionale e dove ho potuto seguire una delle mie migliori allieve, una delle allieve a cui sono più affezionato, che è Tullia Calzavara, che abbiamo qui oggi con noi. Abbiamo un'immagine a sinistra del 2006, mentre a destra abbiamo un'immagine recente del 2007. Sì, Enrico, questa ripresa qui l'ho fatta l'anno scorso a Parco di Roma, al Parco dei Medici a Roma, durante il corso dell'Open d'Italia l'anno scorso, mentre invece questa qua è di quest'anno, di Villa Condolmer, vedo, no Enrico? Certo. Allora, vedete come la posizione dell'anno scorso era molto più seduta rispetto a quella di quest'anno, con troppi angoli nella parte bassa, mentre invece quella di quest'anno è molto più eretta, molto più atletica anche. Di conseguenza, lo stacco della Tullia è sicuramente molto più interno l'anno scorso rispetto a quest'anno. Osservate come il bastone in questa posizione qui taglia esattamente l'avambraccio destro, mentre invece l'anno scorso era decisamente più fuori. Di conseguenza, all'apice della salita, l'anno scorso il braccio destro tagliava perfettamente la spalla, il braccio sinistro tagliava perfettamente la spalla destra, mentre invece quest'anno è molto più corretto perché si trova tra la spalla destra ed il collo. In conseguenza di tutto ciò, Enrico, il downswing di quest'anno è sicuramente molto più di fronte e meno dall'interno rispetto a quello dell'anno scorso. Ottimo lavoro, Enrico. Grazie Nick. Sicuramente stiamo ancora cercando di migliorare il downswing, perché il problema è ancora lì. Vedi come anticipa eccessivamente l'azione dei fianchi, della parte bassa del corpo, e a volte questo le provoca una perdita di ritmo, una perdita di connessione. Dunque sicuramente è una delle giocatrici sul tour con maggiore consistenza, con maggiore ripetitività, infatti prende tra i 15 e i 14 green a giro, patta un po' così così, infatti stiamo lavorando sia su riuscire a appoggiare maggiormente i fianchi dell'apice del backswing un po' più a sinistra e non di andare subito in rotazione, ma andare un po' più in traslazione, e soprattutto stiamo cercando di prendere un po' più di fiducia sul gioco corto e sul putt, che è il punto un po' più debole di Tullia. Sì, comunque Enrico hai fatto un ottimo lavoro, credo che la Tullia ti darà delle grandi soddisfazioni, ma io spererei tanto che vada a giocare negli Stati Uniti. C'è questa possibilità, Enrico, perché vada agli Stati Uniti a giocare? Sì, l'obiettivo è quello, l'obiettivo è di rendere il gioco sempre più solido, sempre più ripetitivo, ci stiamo riuscendo, lei è molto fiduciosa, è contenta del lavoro che abbiamo fatto e speriamo che continui questo gioco e questa ripetitività per poter poi a settembre provare ad andare in America, che il vero golf femminile purtroppo è solo là per adesso, perché in Europa ci sono pochi soldi per l'anno terra a terra. Comunque la Tullia ti darà veramente grandi soddisfazioni, Enrico, veramente, è stato un ottimo lavoro. Cari amici, allora ci vediamo alla prossima puntata. Enrico Trentin E Nicola Bisazza.